Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, rieccoci insieme con Replay, siamo arrivati al 6 di aprile 2021, si è giocato in Serie B ieri, c'è stata prima la partita, ne abbiamo discusso la settimana scorsa, il venerdì santo e poi il giorno di San Francesco e poi a distanza di 3 giorni si è giocata l'altra gara interna, mi riferisco al Cosenza che ieri ha perso per 1-0 in casa contro la Cremonese, ha lasciato degli strascichi pesanti ed importanti, poi ne parleremo anche con gli ospiti, questa sconfitta inaspettata per alcuni versi. Mentre la Reggina ha pareggiato per 1-1 in trasferta a Cittadella, la Serie C aveva giocato precedentemente, il Catanzaro ha battuto il Biceglie per 1-0, mentre c'è stata la sconfitta in casa della Vibonese di mister Roselli per 1-0 contro il Bari, gol di Antenucci su calcio di rigore. Precedentemente aveva giocato anche il Crotone, 4-3, la sconfitta del Crotone, l'ennesima a Napoli, alla stadio Maradona, ex San Paolo, contro appunto il Napoli di Rino Gattuso. Buon pomeriggio Stella Battaglia! Buon pomeriggio a te Franco, buonasera e benvenuti a tutti voi su Teleeuropa Network, canale 10 del digitale terrestre. Si alza il sipario per una nuova puntata di Replay, il nostro appuntamento con il calcio delle calabresi, sempre puntuali ed attenti sui vostri schermi. Allora, così come ha detto Franco, in gara negli ultimi 7 giorni abbiamo visto un Cosenza che per 2 turni ha reagito con coraggio e tenacia, tranne nell'ultimo turno quello di ieri. Ma d'ora in poi, come ben sappiamo, non bisogna concedere più niente agli avversari. Come dico sempre, lo stato psicologico, la grinta, la voglia di riuscire a raggiungere l'obiettivo fa sì che i risultati regalano emozioni sia a voi che siete a casa e sia ai calciatori, ma a volte i lupi perdono elasticità e aggressività sotto porta. Il motivo ancora non l'abbiamo compreso neanche noi, ma speriamo che nei prossimi appuntamenti possano combattere come dei veri eroi del pallone. Abbiamo qui in studio dei professionisti del settore che insieme al nostro Franco interagiranno con voi attraverso i vostri messaggi WhatsApp che invierete in diretta al 345 921 1221. Vado subito a dare un caloroso benvenuto a Adriano Fiore, ex calciatore del Cosenza. Buon pomeriggio Adriano! Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Grazie Adriano. E qui al mio fianco abbiamo Francesco La Luna, giornalista. La parola a te Franco. Allora Francesco La Luna, grazie, lo abbiamo avuto qui ultimamente, grazie ancora ad Adriano Fiori. Niente, io volevo introdurre, ma lo facciamo, vedo già praticamente il nostro amico e collega Marco Calabresi di DAZN, che ieri ha commentato la partita tra Cosenza e Cremonese. Buon pomeriggio Marco! Ciao Franco, ciao a tutti, buon pomeriggio. Grazie, ciao, ci siamo Marco. lasciati ieri un po' amareggiati al Marulla e allora oggi cerchiamo di mettere a fuoco questa situazione del Cosenza. Che gara hai raccontato per gli amici di DAZN? È una partita in cui il Cosenza può lamentarsi per un po' di sfortuna, i problemi strutturali persistono, però era una partita che poteva finire in 1000 modi, l'ha vinta la Cremonese con la qualità, con la giocata di un singolo giocatore di categoria superiore come Gaetano. E poi a proposito di giocatori di categoria superiore, noi abbiamo dato veramente note di merito al portiere della Cremonese che non scopriamo certo ieri. È la prima partita che giocava Carnesecchi con il suo club dopo essere stato protagonista assoluto con la nazionale Under 21, quindi un portiere che credo vedremo molto presto in Serie A. E forse non vedremo in nazionale soltanto perché c'è un giocatore come Donnarumma davanti che ha 1 anno in più e 250 presenze più di lui, perché altrimenti parliamo di uno dei migliori prospetti. Il Cosenza, io ieri ho usato il termine dilapidare la vittoria contro l'Ascoli, perché di questo si tratta. Io ho usato Karachiri sul Corriere dello Sport. Guarda Franco, io resto dell'idea che è meglio aver vinto una partita e perso l'altra piuttosto che averne pareggiate 2, però sì, con questi 3 punti persi ieri contro una diretta concorrente, io credo che il Cosenza debba pensare
che quest'anno ci sarà una coda dopo la 38esima giornata e pensare a quella, cioè provare ad agganciare i play-out. Diciamolo francamente, Marco, scusami se ti interrompo, ma molti amici, telespettatori che ci scrivono da tutta la Calabria, anche da fuori, perché siamo anche in streaming, sono molto molto preoccupati per questa situazione. Allora noi cerchiamo di dare anche una parola di fiducia, proprio per dire pensiamo in questo momento ai play-out, quello che dicevi giustamente tu, perché c'è molta gente che dice ma vedendo ieri la squadra sì, il palo di Tiritiello, il gol che magari dopo i primi 5 minuti poteva arrivare con gli Ozzi, però poi la squadra si è sciolta un po' come neve al sole, ha giocato a tratti, mentre la Cremonese ha grande qualità e l'ha messa in evidenza anche col nostro ex Baez, le cui ripartenze ancora hanno fatto tremare. Io dico le scalette del Marulla perché ieri non c'era pubblico, insomma, e quindi bisogna pensare solo ed esclusivamente, caro Marco, e la penso come te, a un eventuale spareggio, perché se poco poco dovessero andare male le partite di Venezia e di Pisa, perché il Cosenza, lo ricordiamo, avrà 2 trasferte consecutive, insomma i giochi a quel punto saranno fatti, ma io, ahimè, mi auguro di no, insomma. Sono d'accordo, anche perché io ho sempre considerato la Cremonese come il più grande mistero della Serie B degli ultimi 3 anni, una proprietà solida, squadra forte, e non mi capacito di come sia messa così in classifica, e le 2 squadre che teoricamente il Cosenza dovrebbe a oggi andare a prendere sono la finalista dei playoff dello scorso anno e la semifinalista dei playoff dello scorso anno, quindi comunque organici francamente superiori. Lo scorso anno potevi andare a ripescare la Juve Stabia, cosa che poi il Cosenza ha fatto nell'ultima giornata. Quest'anno io onestamente vedo squadre superiori che, per carità, sono in grande difficoltà, altrimenti non sarebbero in quella posizione di classifica, ma come giocatori hanno qualità superiori, e lo ha dimostrato ieri lo stesso Gaetano con una giocata, lo stesso Carnesecchi con 2 parate. Diventa fondamentale anche per quello che è il physique du rôle del Cosenza provare ad agganciare i play-out da quintultima, perché ci sarebbe la possibilità di salvarsi con 2 pareggi, e quest'anno il Cosenza è la regina dei pareggi, anche per conformazione difensiva, per qualità del portiere, per tipo di gioco che propone. Sarebbe un grandissimo vantaggio poter giocare il ritorno in casa e avere il vantaggio della classifica. Però francamente io non voglio essere troppo disfattista, ma tutte le squadre che adesso sono in zona play-out o C diretta, quindi mi riferisco alla Reggiana, all'Ascoli e al Pescara, debbano pensare a evitare di scendere direttamente in C e giocarsi tutta ai play-out, abbandonando sogni di salvezza diretta. Senti, diciamo che poi il Cosenza è stato anche sfortunato perché ha perso nell'incontro con l'Ascoli 2 giocatori importanti che sono Petrucci, questo lo vogliamo dire, per il quale il campionato è finito perché come dire, ha avuto un brutto infortunio al polpaccio, quindi si tratta di uno stiramento, e Gerbo. Gerbo si spera di riaverlo da qui a 15-20 giorni, anche l'esiguità della rosa, Ba non c'è, Bakoku non c'è, molti sono, diciamo, gli infortuni, sono stati gli infortuni muscolari, hanno ridotto poi la rosa di Occhiuzzi così a lumicino. Anche questo peserà e ha pesato in questa gara tantissimo, Sicuramente ha pesato, anche soprattutto l'assenza di Mbakogu, ma non parlo dell'infortunio di Mbakogu quanto della scelta, perché è stato comunque un acquisto purtroppo per il Cosenza che non ha dato i risultati sperati, perché ha avuto bisogno di un periodo di ambientamento, anche di riatletizzazione, e poi c'è stato quell'infortunio a Salerno che lo ha tagliato fuori. Anche Trotta ieri l'ho visto un po' impacciato, diciamo che non può andare sempre bene, non si può trovare sempre il Rivière di turno o l'Asensio che viene a gennaio e con talmente tanta voglia di rivalsa come quella che aveva l'anno scorso fa i gol salvezza. Però il Cosenza i mezzi ce li ha, perché Tremolata è un giocatore di grande fantasia, anche i nuovi entrati di ieri non mi sono dispiaciuti. Palulì è entrato benino, Bois, se avesse magari un po' di minutaggio in più, potrebbe dare un po' di freschezza a questa squadra, però siamo sempre alle solite. Adesso le partite si giocano su un episodio. Ieri il Cosenza è stato sfortunato, se l'è presa con il palo, con la traversa e con un grande portiere davanti, e la Cremonese ha punito con una giocata splendida come quella di Gaetano, e ti ritrovi a dover commentare una sconfitta. Quindi adesso l'equilibrio è sottile, sono tante le occasioni che sono state perse anche a inizio stagione.
Grazie Marco per la tua disponibilità e buon lavoro. Ci Un abbraccio. Grazie ancora. Grazie a te. Grazie Marco. Allora, vogliamo partire con i messaggi così introduciamo subito gli ospiti e diamo loro la parola. Vai Sì, Stella. certo, buon pomeriggio, sono Daniele. La cosa che mi fa più rabbia è vedere una squadra che lotta per salvarsi, che gioca senza cattiveria agonistica. Inspiegabile. Ciao a tutti, come al solito ieri abbiamo giocato 10 minuti e poi il nulla cosmico. Penso che con questa situazione di spogliatoio bisogna che i calciatori decidano da sé come stare in campo. Bisogna anche essere realisti, la rosa della Cremonese non ha nulla a che vedere con quella del Cosenza. Il Cosenza Ma deve scusatemi, giocare... ma tutte le rose non hanno nulla a che vedere con quelle del Cosenza, perché ogni settimana ripetiamo le stesse cose. Abbiate pazienza, il Cosenza ha una rosa, nella prima parte di campionato si è comportata bene, poi non Sono sa quello due che rose succede. sempre E diverse. allora a questo punto è inutile partire per la Serie B, dai, vai avanti. Il Cosenza deve giocare con maggiore grinta, la Reggiana ieri ha giocato con impegno. La squadra vista ieri non lascia molto spazio a speranze di salvezza. Bisogna per forza confidare in peggiori rendimenti delle altre squadre in lotta per non retrocedere. Nelle dichiarazioni post partita mister Occhiuzzi si contraddice da solo dicendo che la squadra era stanca, ma non è lui stesso che fa la formazione? Non vede e non va oltre i suoi 11 titolari. Buon pomeriggio, ieri si doveva vedere una squadra carica che giocasse con grande lucidità e soprattutto con spregiudicatezza, determinata a raggiungere l'obiettivo. E su questo posso essere quello d'accordo. di portare a casa i 3 punti. Vero che tra le due compagini c'era una differenza enorme, basti pensare ai cambi loro. Vabbè, quelli chiaramente parlano Ciofani, della... uno per tutti, sì. che ha vinto la Serie A col Frosinone, no? Abbiamo Dalla B bisogno- all'A col Frosinone, per esempio. Baez, Baez, 800.000 euro. Avessimo tenuto Baez faremmo un discorso E probabilmente infatti diverso. menzionano tutti i calciatori. Abbiamo bisogno di gente che in campo mette la rabbia possibile per centrare l'obiettivo. Ci vuole la voglia di vincere le partite. Gentilmente potreste dire al giornalista di DAZN, vabbè Marco è andato via, che di sicuro segue anche altre squadre, se onestamente il Cosenza esprime tutta questa mole di gioco. Per me giochiamo solo di rimessa. Poi abbiamo ancora altri messaggi. Intanto diamo la parola così poi piano piano li commenteremo Ok, più tardi. va benissimo. Allora, da chi partiamo? Da Adriano Fiore o da Adriano, dai, che è Da la prima Adriano, volta. la prima volta. Adriano mi sembra... Allora Adriano, hai Stefano sentito sia Gentile. Marco Calabresi di DAZN, hai sentito anche i messaggi, tutti gli amici che interagiscono con noi, c'è naturalmente, come dire, c'è rabbia, c'è sconforto, c'è gente che ha paura che questa Serie B si possa perdere, l'abbiamo ripetuto più volte, una frase fatta, patrimonio troppo importante per Cosenza e per la sua provincia, e naturalmente c'è, come dire, timore che si possa retrocedere direttamente. Lo ha detto anche, è stato realista più del re, in questo caso Marco Calabresi, io la penso perfettamente come lui, bisogna fare di tutto per arrivare eventualmente ad un play-out. A te la parola. Beh, chiaramente la partita di ieri, come ha detto anche Marco, insomma, ci si aspettava quantomeno una continuità dopo la bella reazione che si è avuta a Collascoli. Non sono decisamente negativo, nel senso che il Cosenza ha dimostrato non più tardi di 3 giorni fa, Sì. comunque in uno scontro diretto molto delicato contro l'Ascoli, forse più delicato rispetto a quello con la Cremonese, perché onestamente la rosa della Cremonese, e tra l'altro anche il giornalista prima l'ha ribadito, è quasi un'incognita. Erano partite per altre ambizioni. Ma veramente sono 3 anni una società molto forte economicamente e soprattutto anche come rosa, quindi sono partiti per altri obiettivi. Con l'Ascoli invece era proprio uno scontro diretto, perché io credo che l'Ascoli sia comunque con una rosa non superiore a quella dei Lupi, quindi quella vittoria aveva dato comunque una concreta speranza di riavvicinare la stessa Cremonese, o comunque mantenere le distanze invariate dal Pordenone, che chiaramente ha avuto un turno sulla Cambiato carta un po' allenatore, più lo vogliamo facile. dire, il Pordenone Sì, ha ha preso cambiato Domizzi. allenatore e Tesser è andato via, è stato esonerato, al suo posto è arrivato Don Mizzi, che era il vice, mi pare, era nello staff tecnico di Sì, Tesser. nella primavera. Nella primavera, benissimo. E quindi ecco, l'occasione era quella di dare continuità con un doppio turno interno. La partita è stata detta bene, nel senso che il Cosenza ha avuto le occasioni sia per portarla in vantaggio e sia per pareggiarla. Poi
Chiaramente i meriti vanno anche al portiere avversario, ma anche il Cosenza è un grande portiere. Vabbè, ma oggi... Adriano, perdonami una cosa. Per il portiere del Cosenza è stato il migliore in campo. Siamo sempre alle solite calimero, lo diceva anche il collega di DAZN Marco Calabresi, cioè, come diceva anche Franco ieri, ospite, ne approfitto, nel senza giacca grazie. Che è stato la trasmissione che facciamo a fine partita. Diceva giustamente Franco, ma se Falcone alla fine di ogni 90 minuti viene premiato come miglior portiere della partita e come migliore in campo, c'è un problema atavico. Bisogna chiedersi il perché. Bisogna chiedersi il perché. Cioè non è mai possibile che ogni volta tu rischi di prendere 4, 5, 6 gol, poi però, ma siamo stati sfortunati sulla traversa di Tiritello. Non sei stato sfortunato, hai meritato di perdere e hai perso, punto. Cioè bisogna smetterla di appigliarsi agli episodi, perché il calcio è fatto di episodi. È fatto di episodi, vediamo cosa ne pensa il nostro amico Zizza, eccolo là. Silvio, buon pomeriggio. Ciao, mi sentite? Buon pomeriggio. Benissimo, grazie Silvio per aver accettato l'invito. Ti sentiamo forte e chiaro. Sì. Allora Silvio, hai sentito un po' la disamina che ha fatto Marco Calabresi, che ha commentato per DAZN appunto Cosenza Cremonese, hai sentito gli ospiti in studio. Tu che impressione hai avuto di questo Cosenza dopo la vittoria con l'Ascoli? Ieri c'è stato questo più di un passo indietro per quanto mi riguarda a livello di risultato, naturalmente. Se mi dai qualche minuto in più, io voglio dirti una cosa. Prego. Voglio fare prima lo statistico e poi parliamo nel merito. Sì. Allora, non sono d'accordo con il telecronista, rispettando la sua idea praticamente, però non sono d'accordo con il cronista di DAZN. Io non so se voi potete fare, anche per farlo vedere ai telespettatori, ma se tu puoi segnare e mi dai questa possibilità, ti voglio fare una statistica. Mi sono presa la briga di andare a vedere, proprio mentre voi parlavate, alla 32esima giornata, com'era la classifica l'anno scorso della Serie B. Era, partendo da sotto, Livorno 21, Cosenza 31, Trapani 31, ed erano, diciamo, già retrocesse. Ai play-out andavano Ascoli e Juve Stabia 36, poi avevamo la Cremonese 37, il Pescara 39, il Venezia 39 e il Perugia 40. Perché arrivo fino al Perugia? Perché poi alla fine il Perugia e il Pescara andarono ai play-out, il Cosenza e l'Ascoli salvarono, retrocedettero Livorno, Trapani e Juve Stabia. Quindi stiamo parlando di un Cosenza che a oggi, l'anno scorso, aveva 5 punti dai play-out, non dalla salvezza, dai play-out. Oggi il Cosenza è a 5 punti dai possibili play-out. Allora Franco, questo per dirti che cosa? Tu mi insegni, i numeri sono importanti, però poi lasciano anche il tempo che trovano. Quindi questo deve far capire che ancora tutto è possibilissimo, perché l'anno scorso eravamo invece, come dire, entusiasti, no? Silvio, scusami, ma tu hai preso la stessa giornata di quest'anno? Hai preso a 6 giornate dal termine, perché adesso non ho il database qui davanti. Allora, erano 38 partite come quest'anno. Io ho preso su internet, magari mi sbaglio, spero di no, alla 32esima Benissimo. giornata. No, era giusto per chiarire. No, la classifica è giusta. C'è però un discorso da fare, mi perdonerà il direttore. Cioè, sentiamo la Luna. C'è un discorso da fare, direttore, mi perdoni. Innanzitutto buonasera. Buonasera. No, ma io poi voglio spiegare il merito. Ma semplicemente su questa statistica, perché poi sento anche tanti tifosi che giustamente ricordano questa cosa, che l'anno scorso parliamoci chiaro, l'anno scorso era un campionato diverso, era un campionato che si è fermato per 10 giornate, perché se consideriamo il complessivo delle 38 giornate, perché un campionato si gioca su 38 giornate, forse il Cosenza non meritava la salvezza che ha ottenuto. Nelle ultime 10 non c'è niente da discutere, il Cosenza ha fatto un miracolo, 22 punti, BBC, New York Times, tutto quello che volete. Ma se consideriamo le 38 giornate totali, il Cosenza non era così meritevole di raggiungere il traguardo che ha raggiunto. E questo è il discorso, che non ci si può appigliare sempre allo scorso anno, certo. Con tutto il rispetto per quello che dice lei, direttore, che non è sbagliato. Però se continuiamo a dirci che lo scorso anno ci siamo salvati, che lo scorso anno ci siamo salvati, che lo scorso anno ci siamo salvati, stiamo dando un appiglio per non prendersi alcune responsabilità. Mi fai sentire il merito di Zizza, per favore, la Luna, grazie. Vai Zizza, spiegami il merito. No, la Luna ha perfettamente ragione, io lo facevo anche per dare un po' di nuovo, di una, come ti posso dire, di scuotersi, ecco, dal mio piccolissimo, no? Per dire comunque la classifica è così, perché dobbiamo subito buttarci a mare se ancora deve arrivare. Però è verissimo quello che dice la Luna. Infatti io nel merito voglio dire che abbiamo visto con l'Ascoli una squadra gagliarda, una squadra
che nonostante fosse andata sotto su palla inattiva ancora, mentre questa volta su azione, bellissima azione di Gaetano, anche se tiratina d'orecchio a Tiritiello perché doveva anticipare lì il tap-in di Strizzolo, bravo, però insomma doveva anticipare. Anche la chiusura di Hit un po' mi è sembrata sul passaggio dopo la bella giocata di Gaetano. Comunque, con l'Ascoli un Cosenza totalmente diverso che ha ribaltato la gara, quasi vedendola poi indifferita, per esempio, non avendo nemmeno la paura di non portare a casa i 3 punti. Invece ieri ho visto un Cosenza che ha avuto le sue breve occasioni, perché comunque, ragazzi, se quella palla va dentro sullo 0-0, sì, è vero che con i secoli ma non si fa nulla, ma sono anche gli episodi che fanno il calcio. Quindi 1-0 pronti via, dopo, anche perché il Cosenza agli inizi della gara, sia nel primo tempo sia che nel secondo, parte sempre all'attacco e trova sempre il gol. Questa volta è stata sfortunata e poi però abbiamo visto una Cremonese che prima del gol è andata vicina al vantaggio 3-4 volte, soltanto un grande Falcone non ha impedito questo. Poi nel secondo tempo invece, come dire, ho visto un Cosenza un po' non come sempre, no? Un po' più stanco, non lo so se è un problema secondo me mentale più che fisico, perché sempre a rincorrere, sei in casa, poi ti aspettano le trasferte, le occasioni anche lì non è stata fortunata, con la gran parata ancora di Carnesecchi, che è un gran portiere come dicevate prima, e la traversa di Tiritiello. Però è vero che poi non bisogna sempre aggrapparsi alla sfortuna, perché c'hai 90 minuti e passa per poter rimediare. Quindi, però, voglio dire, un Cosenza che, questo e concludo, che Franco e i tuoi ospiti, un Cosenza che a me pare che sul piano del gioco non è che fa partite diverse dalle precedenti, cioè ti dà sempre l'impressione di giocare bene, però davanti, se togli gli Ozzi, poi non c'è più nessuno che te la butta dentro. E quello è il problema. Io l'unica cosa che però, attenzione, me ne guardo bene perché conosco il mister, conosco lo staff, Tortelli, Carnevale, quindi li stimo tantissimo, però l'unica cosa che se gli posso rimproverare, ma non so perché non conosco minuto per minuto la situazione del Cosenza, perché subito fuori gli Ozzi quando sei in svantaggio. Poi te lo diremo perché Occhiuzzo, o meglio te lo posso dire io, dice che era stanco, aveva giocato anche la partita dei 3 giorni precedenti, non c'era Mbacogo, insomma dice che era arrivato e quindi lo ha praticamente sostituito. Rimani con noi perché Stella, dobbiamo andare? Sì, certo, andiamo qualche minuto in pubblicità, mi raccomando, non cambiate canale. E allora, seconda parte di Replay, 6 aprile 2021. Stella, andiamo subito con questi messaggi e poi diamo la parola agli ospiti. Senza punte valide non possiamo salvarci. Sempre un telespettatore, Guarascio per risparmiare ci ha rovinato. Bisogna essere onesti nel fare disamine. L'anno scorso avevamo attaccanti validi, molto probabilmente ce l'hanno praticamente con la disamina che ha fatto prima Silvio Zizza. Sì. L'anno scorso avevamo attaccanti validi, quest'anno tranne gli Ozzi abbiamo solo Brocchi che meritano di essere mandati via. Brocchi? Sì, Brocchi. No, che non è l'allenatore del Milan, no? Era una battuta per dire, non è l'allenatore del come sempre sulla graticola, anche Brocchi, insomma, dai. Però Occhiuzzo e Brocchi non andranno via, statene già, perché il Cavaliere ha deciso Brocchi fino alla fine, il presidente Guarascio ha deciso Occhiuzzo fino alla fine, quindi resteranno sulle loro panchine. Vai. Io non capisco come fate a dire che è già retrocesso. Siamo attualmente ai play-out. Stiamo parlando di spareggi, spiegaglielo tu, di eventuali spareggi play-out. Stiamo parlando di eventuali spareggi play-out, non abbiamo detto assolutamente no. Che il Cosenza è retrocesso e forse ci salviamo direttamente. Un po' di positività, piangersi addosso non serve. Dopodiché abbiamo tantissimi messaggi e sono lunghissimi, io cerchi di riassumerli? Sì. Alla delusione totale, meno male che abbiamo il portiere più bravo della Serie B. Ed è vero. Senza lui a oggi eravamo 2 punti in meno. Considera che i tifosi di non capire il calcio per me è un allenatore da quarta serie. Dimettiti, vabbè, ce l'hanno con l'allenatore, poi abbiamo, onestamente ieri il Cosenza non ha demeritato, abbiamo preso pali e parate del bravissimo portiere ospite. Credo in Occhiuzzi e nella salvezza. Dovete smetterla di difendere Occhiuzzi, se vogliamo il bene del Cosenza deve andare via, si deve dimettere perché i calciatori non lo seguono più.
Dopodiché dicono ancora in merito a quello che ha detto prima Silvio Zizza, sì, ma Zizza dimentica che l'anno scorso, nello stesso periodo... Abbiamo Zizza, scusatemi, c'è qualcuno qui? C'erano Rivière e Asensio. Allora, ma perché poi vabbè ce l'hanno con Francesco perché... Addirittura? Sì, perché sta... Non vediamo appunto... più Zizza, non lo so, non vediamo più Zizza, c'è ancora? Io ti sento Sì, benissimo. c'è, benissimo, ok. però non allora, ti vediamo. Francesco, ti chiedono perché ce l'hai con contro il Cosenza oggi? Ma non ce l'ho. Allora, diamo parola, posso spazio, rispondere? pensiero Io e non- parola alla Lucio io non- Battisti e la diamo alla Lucio. Intanto la regia se può venire un attimo. Io non ce l'ho con il Cosenza, non ce l'ho mai avuta con il Cosenza, io tifo per il Cosenza, a prescindere dal mio mestiere di giornalista. Questo sia chiaro. E che però facendo i giornalisti dobbiamo anche un attimino cercare mancherebbe altro. di essere oggettivi. Come no? Nessuno ce l'ha con il Cosenza e nessuno vuole vedere il Cosenza in Serie C, men che meno noi che peraltro ne approfittiamo e abbiamo ovviamente un risvolto lavorativo diverso lavorando in Serie B piuttosto che lavorando in Serie C. Il problema è che bisogna essere oggettivi e dirci che l'anno scorso il Cosenza si è salvato grazie a un miracolo, ma non si può pretendere che ogni anno le cose vadano sempre per il verso giusto. E continuo a dire che si sta verificando un qualcosa che temevamo tutti a inizio anno, che a gennaio è stata riproposta, è stato detto. Sono stati commessi degli errori. La conferenza stampa di fine mercato, caro Franco, ce la ricordiamo tutti. Il presidente Guarascio disse a giorni parleremo con Trinchera. Io sono curioso di sapere il concetto di a giorni del patron, perché ne sono passati 60 di giorni quasi, sono passati 2 mesi. E questo è il mancato rinnovo di contratto del direttore Trinchera mentre il mister Occhiuzzi ha un triennale. Nulla a togliere, ma sono degli errori che alla lunga vengono pagati. E siccome si parla di calcio, e nel calcio tu mi insegni che sei più esperto di me, l'organigramma è semplice, presidente, direttore sportivo, allenatore. Se tu ti presenti... Veramente c'è anche un direttore generale, che qui non c'è. In teoria, vabbè, dopo la parentesi tragicomica dello scorso anno preferirei a questo punto che non ci sia. Sì. Dato quello che sta succedendo, non è essere cattivi o voler vedere il Cosenza in Serie C. A me piangerebbe il cuore a vedere il Cosenza in Serie C. Ma il problema è essere oggettivi e dire il presidente Guarascio ha commesso gli errori ed è responsabile di questa situazione. Punto. E non ci sono santi che tengano. Benissimo, hai detto la tua. Poi diremo quella su Trinchera e diremo quella su Occhiuzzi. Vai Adriano. No, quello che dice Francesco è giusto. Io analizzerei... Prego. Ovviamente quello che è importante adesso è da qui in avanti, no? Bisognerebbe Ci sono concentrarsi... 18 punti a disposizione. Sì, bisogna concentrarsi assolutamente su queste 6 partite rimanenti, a partire già dalla prossima con il Venezia. Io analizzerei il percorso dei 3 anni di Serie B del Cosenza, che mi sembrano un po' analoghi. Ti posso stoppare Sì, un attimo certo. che abbiamo una carrambata, abbiamo Gabriele Martino. Buon pomeriggio direttore. Buon pomeriggio a voi tutti. Grazie per essere intervenuto qui con noi oggi a Replay, direttore. È una situazione... È sempre un piacere rispondere ai vostri inviti. Grazie direttore, stavamo parlando e focalizzando principalmente del Cosenza perché è una situazione molto delicata dopo la sconfitta interna di ieri con la Cremonese. Come la inquadra Gabriele Martino dall'alto della sua esperienza con tanti anni di Serie A tra Reggina, Lazio e tante belle squadre, questa situazione diciamo in fondo alla classifica? Una sconfitta pesante che ha verificato l'importante vittoria di... Pronto direttore? che Vai e viene la linea. pesa tanto perché cominciano i punti ad essere tanti dalla possibile salvezza diretta, perché il Pordenone con la vittoria si è portato 5 punti avanti con una gara da recuperare. Sì. E quindi una situazione delicatissima con un Ascoli che sembrava dopo la sconfitta a Cosenza che potesse ammainare bandiera e invece subito ha ripreso a vincere. Insomma, una situazione di classifica delicatissima. Certo è che dopo la stagione Trilling passata, mi sa che anche questa sarà fino all'ultima giornata un'altra stagione da non raccomandare ai tifosi
ai tifosi cosentini sofferenti di cuore. Direttore, cosa senti di dire ad Occhiuzzi e a Trinchera, che è un giovane direttore sportivo, e a questi ragazzi appunto di Occhiuzzi che si trovano così, questa situazione difficile e molto delicata? Ma che intanto che le imprese sono sempre possibili, e proprio a Cosenza ne sanno qualcosa dopo la stagione passata, di non esaltarsi troppo dopo qualche bella vittoria, ma di non abbattersi dopo la sconfitta in casa con la Cremonese. Si va a giocare a Venezia, un campo difficilissimo sicuramente, contro una squadra forte, basta guardare la classifica, ma che in casa non ha ottenuto sempre il è andata meglio. Sempre, esatto, meglio fuori casa, il Venezia di Zanetti. Esatto, e il Cosenza invece qualche buon risultato fuori l'ha fatto, e come dicevamo, da qua alla fine bisogna guardare partita dopo partita ed essere pronti sempre, perché non ci sono vittorie impossibili, partite impossibili. Bisogna stare sempre sul pezzo, e sono convinto che sia Occhiuzzi che Trinchera lo facciano e lo facciano anche bene. L'ho detto in altri collegamenti passati con voi. Sì. Dopo la permanenza all'ultimo secondo dell'anno scorso, magari ci si aspettava qualcosa in più, qualcosa di diverso, e invece anche questa stagione lascerà tutti col fiato sospeso fino alla fine. Grazie direttore, non ti rubiamo più il tuo a tempo voi. prezioso, Bocca grazie al per lupo. essere intervenuto con Bocca al noi. lupo. Grazie Bocca al direttore lupo. Gabriele Martino. Allora, Zizza c'è sempre, Silvio? Io vi sento benissimo. Ok, allora due battute su quello che ha detto Martino, che diciamo insomma ha fatto la storia qui del calcio in Calabria, vai. Martino è sempre un'icona importantissima dei direttori sportivi, e non solo, insomma, in Calabria. Quindi del resto ha detto un po', nel mio piccolo anch'io avevo detto questo. Volevo soltanto dirti una cosa, siccome prima per caso mi è passato un messaggio, Franco, no? Sì. Che mi attaccava insomma, da quale pulpito io potevo parlare del Cosenza, visto che di Lamezia Terme, vabbè, io di Lamezia Terme ne sono... Vabbè, ma pure Guarasci e di Lamezia, che significa? Possono parlare tu? E che significa? Soprattutto perché... O meglio, è di parenti, però so che ha lo studio professionale alla Lamezia. No, piuttosto c'è una domanda per te, guarda, lascia stare queste polemiche che non ci appartengono. Non facci caso, Silvio, ne arrivano di tutte, di ogni dove. No, tra l'altro l'ultima squadra che sono stato è il Cosenza. Quindi... E infatti lo diciamo, Vabbè. L'hai detto tu, l'hai ben detto. detto. L'abbiamo detto, ma non consideriamo Senti, messaggi questo è del per genere. Zizza, l'amico Zizza, quindi non lo so, saranno tifosi di Cosenza, dimentica che l'anno scorso il Cosenza aveva due giocatori in attacco che si chiamavano Riviera e Asensio. Mi ha anticipato. 20 gol in due. Oggi il Cosenza possiede il secondo peggior attacco di tutto il campionato, con 26 gol fatti in 32 giornate. Molto Mi pare che probabilmente insomma hanno scritto questo messaggio. Mi ha anticipato il telespettatore, perché volevo dire proprio questo, a parte i messaggi, insomma, volevo dire che io ho dato dei numeri, perché nel calcio, tu mi insegni, Franco, i numeri sono sempre anche importanti. Sì, come no. Dopodiché ho anche detto che il Cosenza, quando lo vedo in campo, non mi pare che stia giocando, come dire, con l'Empoli che è primo in classifica, o col Monza, o con la Salernitana, cioè se la gioca alla pari con tutti. Ha un problema sicuramente di... Guarda, la squadra che mi piace di più in questo campionato è il Lecce. È il Lecce. C'è due signor giocatori coda e pettinari, lasciamo stare. Benissimo. Lasciamo allora stare. io ti faccio una domanda, io ribalto la domanda, e la faccio io al telespettatore e anche a voi, dicendo, e se ti ricordi sempre nelle mie ospitate, grazie sempre ai tuoi gentilissimi inviti, io ho sempre ribadito questo, senza però entrare nel merito delle tasche di Guarascio. Ho sempre detto che proprio ieri, andando a guardare ieri sera un po' di filmati della Serie B e non solo, vedevo Rivière, Asensio, diciamo Palmiero, mi è venuto in mente la Salernitana
con Tutino e Casasola, che sono in questo momento due giocatori importantissimi, che con un po' più di sacrificio, che purtroppo magari Guarascio da solo non poteva farlo, già da 3 anni a questa parte si poteva fare quella programmazione che tutti se ne sciacquano la bocca, ma che poi magari resta lì sulla scrivania, quella programmazione dove a 4-5 giocatori importanti che tu hai, ovviamente adesso lascio perdere se è prestito da rinnovare, da non rinnovare, eccetera, e affiancare ancora, cioè fare un salto, alzare l'asticella, cioè fare un salto di qualità. Allora sì che puoi, come dire, dopo 2 anni, 3 anni, non lottare più per la salvezza, ma invece pensare a qualcosa di più importante. Se invece purtroppo mandi via, cioè cambi una squadra, e questo non è colpa di Trinchera, non è colpa di nessuno, non lo so, e devi prendere un'altra squadra con prestiti, cioè ti va bene un giocatore, si riparte da capo, come abbiamo sempre detto, si riparte da capo. Questo è il problema, secondo me. Senti Silvio, scusami che stava finendo il concetto, rimani in linea fino alla pubblicità, certo. Perché poi abbiamo Reggio Calabria, volevo sentire terminare Adriano e poi andiamo con i messaggi. C'è un messaggio che poi voglio capire un attimino, Adriano Fiore cosa ne pensa su questo che hanno scritto dei telespettatori. Adriano, dicevi degli ultimi 3 anni. Sì, no, infatti mi ricollego, mi ha anticipato, nel senso che volevo dire proprio questo, come stava dicendo il direttore Zizza, cioè la difficoltà del Cosenza è proprio quella della mancata programmazione. Noi ci ritroviamo da 3 anni in Serie B, ci sono delle analogie in questi 3 anni. Quindi mancata programmazione, dice Fiore. Sì, nel senso che noi partiamo ogni anno con una rosa ristrettissima. Quindi ci ritroviamo puntualmente a gennaio in comunque situazioni di medio-bassa classifica, interveniamo sul mercato di gennaio da 3 anni a questa parte con 2 mercati che hanno diciamo, risolto la situazione. A parte l'anno scorso che poi c'è stato ovviamente il cambio del tecnico. Spendi di più facendo 2 mercati di questo livello che non un mercato singolo fatto bene. Sì, perdonami se ti ho interrotto, oltre a spendere di più, io più che nell'aspetto esteriore che sono i soldi finanziario, cioè quello che tu paghi è il non programmare la prossima stagione. Noi oggi siamo qui di nuovo tutti e firmeremmo tutti, no? Per una permanenza in B o play out o diretta che sia, però siamo di nuovo punto e da capo, saremo punto e da capo di nuovo l'anno prossimo. Forse anche peggio, perché quest'anno sembriamo ancora più in difficoltà. Infatti questo messaggio che appunto voglio leggere immediatamente è un po' attinente a quello che sta dicendo Adriano. Questa squadra non ha più furore agonistico e anima. E secondo voi, quindi secondo te Adriano, come potrebbero anche averlo i giocatori che sanno di non rimanere l'anno prossimo, con un direttore sportivo che li ha portati, che si sa da 6 mesi che non rimarrà? Cosa ne pensi? Bella domanda. Beh, sì, è un'analisi giusta, è un aspetto da tenere in considerazione. Io personalmente, che ho fatto questo nella mia vita, non mi preoccupavo tanto da professionista gli anni che può avere un direttore o un allenatore come contratto. Io sono pagato, immagino che ovviamente i giocatori sono pagati e devono assolutamente intanto sposare la causa che hanno scelto, assolutamente, quindi l'impegno deve essere massimale. Certo, l'anomalia è quella che a 6 partite dal termine non c'è un progetto. Insomma, quanti giocatori di proprietà di Cosenza? Allora, dovrebbero essere 7, forse Consueva 8, ma uno è Matosevic, che è il terzo portiere. Sì. Uno è Sueva, che è un 2001. Noi continuiamo a dire, mi inserisco nel solco del discorso, programmazione. Lo ripetevamo il 2 di agosto, Franco. E dal 2 di agosto ad oggi non è cambiato niente. Quindi tanto vale che è inutile, perché poi ci dicono, come è successo, ma con tutto l'affetto nei confronti del telespettatore, nessuno di noi vuole il male del Cosenza. E lo dico a cuore aperto. Perché tutti ci hanno sentito esultare, abbiamo fatto anche una figuraccia in diretta su DAZN contro la Juve Stabio, perché esulta tutta la tribuna stampa. Ma è normale. Perché siamo contenti se il Cosenza resta in Serie B e siamo contenti tutti. Però se noi il 1 di agosto, il giorno dopo la salvezza, diciamo c'è bisogno di un direttore sportivo che abbia un rinnovo di contratto immediato perché i risultati a casa li ha portati, una promozione e 2 salvezze, li ha portati e i dati di spesa sono usciti, attenzione, il Cosenza è una delle squadre che spende di meno. Lo sappiamo. Quindi io l'unica cosa che aggiungerei rispetto all'analisi del telespettatore molto giusta è che però
non vedo invece questa mancanza di grinta, perché altrimenti tu la partita con l'Ascoli non la riprendi. A Salerno, però una tanto. no, a Salerno, a Monza hai fatto una grande partita, a cospetto di una squadra che era in un buon momento. No, in casa solo 2 partite sì, vinte, fuori magari, casa hai giocato sempre meglio, onestamente. Sì, assolutamente, forse il rendimento quello più deficitario è proprio il rendimento però dobbiamo anche essere... A Salerno hai pareggiato in 10 però dobbiamo anche essere una prima in classifica. Però dobbiamo anche essere onesti su una cosa, Adriano, perdonami. Io con tutto il bene del mondo nei confronti di chi lavora nel Cosenza Calcio, io ci ho lavorato, quindi il mio massimo rispetto. Però lui è stato anche nell'ufficio stampa. Sì, ho fatto lo so. l'ufficio stampa. No, ma si ricorda, Adriano, figurati. Io però dico anche un'altra cosa, che io questo grande gioco, questo progetto, questa cosa che va paventando anche nelle conferenze stampa mister Occhiuzzi, io mi perdonerà il mister, magari dalla tribuna stampa si vede un'altra partita, ma non l'ho visto. Perché comunque il Cosenza gioca bene 20 minuti. E il discorso che facevo prima sul campionato, la partita dura 90 più recupero. Se tu giochi bene i primi 10 e i primi 10 della ripresa, vuol dire che tu hai giocato 20 minuti su 90. E i numeri, che come diceva giustamente il direttore, in un certo senso sono importanti, poi diventano che sei la quintultima squadra per expected, vabbè, il mio inglese... Quintultima squadra per? Per aspettativa di gol. Lo dico in italiano perché Sì, il mio inglese, meglio, nonostante un C1 sia... poi sei la penultima squadra per occasioni da gol subite, perché poi ti ritrovi Falcone che prende 8 ogni partita. Sei l'ultima squadra per duelli vinti in attacco, per duelli fatti in attacco. Cioè tu hai creato meno duelli di tutti. E poi mi devo sentir dire no, ma la squadra non ha assimilato più nulla. Siamo chiari, e a me dispiace dirlo, però... Vai Stella. Ok, allora Francesco, ti faccio una domanda. Prego. Perché il mister ha fatto giocare Tremolada in quanto non era nella migliore forma fisica? E ancora un'altra. Secondo voi, quindi sia per Adriano che per Francesco, secondo voi il mister legge bene le partite? Ah, che bella domanda. Perché questa è una questione di... Bene le partite. Io penso che, come dice lui, è una questione psicologica, come dice sempre il mister. Poi c'è pure Silvio Zizza che poi lo facciamo intervenire a Silvio. Sì, ma le legge bene le partite il mister? Vabbè, ci hanno messo in... Sì, l'ho fatta a tutti e tre questa domanda, vediamo un attimo. Silvio Zizza loro dalla stanno Venezia. sorridendo. Secondo me sì. Perché comunque ha portato la squadra e ha fatto un miracolo l'anno scorso, quest'anno ancora è lì che se la gioca. Io adesso non voglio passare per il avvocato difensore di Occhiuzzi, me ne guarderei bene perché sa difendersi da solo, però voglio dire, anche alla Luna voglio dirgli che il problema del Cosenza secondo me sta in qualche situazione difensiva dove io dissi che nella difesa Falcone ha il 50%, se non oltre, non me ne vogliano i difensori, ma Falcone ha il 50% di possibilità che salvi, diciamo, un gol fatto, perché anche ieri abbiamo visto che su 2 errori poi Falcone ha salvato. E poi il problema davanti, che magari ha un Liozzi in vena, anche non come le primissime giornate, però poi si è visto che è cresciuta la distanza, manca una spalla, comunque un reparto da poter arrivare sotto porta e concretizzare, anche se qualcosa di poco si fa, perché sulla base del possesso palla, del giro palla, dello scalare, ma il Cosenza, ragazzi, io sfido chiunque a dire che il Cosenza non giochi bene da questo punto di vista. Io da neutro, diciamo così, mi vedo la partita in diretta, non mi dà l'impressione di poter prendere gol da un momento all'altro, anzi mi dà l'impressione di poter far male agli altri. Poi purtroppo c'è qualcosa che non ha, scusate il gioco di parole, che la porta a soccombere. Se no, perché si dice che il Cosenza non reagisce? Quante volte perde in casa e va a vincere fuori? Oppure quindi vuol dire trasferta, probabilmente una squadra che chiude e riparte Franco, paradossalmente ripartiva bene quando c'erano Baez e Carrette che attaccavano Adriano gli spazi. Poi hai cambiato Tremolada, hai cambiato Controtta, scusami, questa è la mia analisi. Quindi il Cosenza di Occhiuzzi
dei Carrette e dei Baez era un Cosenza completamente diverso certo. di quello attuale. Ma infatti fino a perché dicembre si attaccavano hai giocato- gli spazi. fino a dicembre hai giocato Io ho visto bene. un Baez devastante ieri, è arrivato davanti alla porta e ti ha graziato. Ma Non perché mi ti fate ricordi aggiungere altro. Ma vi ricordate con Embalo da una parte, chi era? Asensio dall'altra? No, c'erano Cioè- Embalo e Baez, direttore. Baez, folate offensive a Iosa. Ma io voglio fare una domanda, lì c'è Adriano Fiore che ha giocato Come e no? quindi vi può dire meglio di me che paradossalmente, perché questo, ripeto, io non sono per i numeri, a me piace, io Franco, tu lo sai, io vado a Scusami vedere Silvio, scusami che ci sono Finisco. dei consigli di Stella Battaglia. Sì, Volevo finire un Silvio. concetto. Te lo Silvio, facciamo finire resta dopo perché ancora dopo con abbiamo noi. Reggio, ti riprendiamo subito dopo Reggio Calabria. Sì, andiamo a qualche secondo in pubblicità. Restate con noi. Perfetto. Ok, allora terza ed ultima parte di replay, vediamo se nel frattempo riusciamo a metterci in contatto con Reggio Calabria. C'era qualche domandina dalla quale dovevano rispondere oppure vogliamo andare avanti Stella con qualche No, messaggio? se non mi sbaglio stava... C'era Il fatto di direttore, tenere- voleva il finire il direttore che doveva concetto, chiudere. Che abbiamo? No, abbiamo Silvio Zizza che se non mi sbaglio poi doveva finire il lasciarci. concetto e ci deve lasciare. Sì. Se finisce il concetto Silvio perché poi abbiamo subito Giusva Branca, Ok. vai. No, volevo dire che stiamo parlando di Adriano Fiore, che può dire meglio di me Sì. che alcune volte, nonostante il pubblico non ci sia né al San Vito Marulla né fuori casa, Sì. però, non lo so, è una cosa che soltanto i giocatori sanno, magari in casa il Cosenza subisce quella pressione che non ci dovrebbe essere, no? Certe volte magari vieni spinto dal pubblico verso la porta e far gol, e che invece fuori casa no, perché la classifica dice questo, la classifica dice che il Cosenza fuori casa gioca, ma lo vediamo anche, gioca sicuramente più sciolto che rispetto alle partite in casa, ma in ogni caso... Tu concludo dici più veramente- libero mentalmente fuori casa. Bravo, ma concludo dicendo che, siccome ti dicevo, sai benissimo che io in questo momento sto andando a vedere i giocatori, Covid permettendo, a destra e a sinistra, quindi mi baso più sull'aspetto tecnico, no? che non sui numeri. Però i numeri comunque nel calcio, come nello sport, servono. E allora Benissimo. dico agli addetti ai lavori più che ai tifosi, di non farci prendere da discorsi umorali, no? da dichiarazioni che un giorno Tremolata è un campione, e parlo in generale, e l'altro giorno perché non l'hai tolto subito? Perché comunque penso che Tremolata non l'ha tolto subito perché è quel giocatore che da un momento all'altro ti può indovinare la giocata. Ieri il Brescia non tocca palla per 80 minuti e poi la prende e la butta dentro. È vero. Ecco, questo è il discorso. Chiaro è il tuo concetto, il concetto di Silvio Zizza che salutiamo. Grazie Silvio per aver partecipato Saluto. a Replay. E noi andiamo Grazie. subito a Reggio Calabria dove c'è Giusva Branca. Buon pomeriggio Giusva. Buon pomeriggio a voi. Grazie per aver accettato come al solito Grazie a l'invito. voi. Allora, ci spostiamo un attimo in riva allo stretto perché finora abbiamo parlato del Cosenza, una situazione molto, molto delicata. Succede nel calcio, succede. E allora, la Regina invece ieri un altro bel pareggio a Cittadella, pareggiato Bianchi il gol di Beretta iniziale del Cittadella e quindi con 41 punti la squadra si può dire ormai Ho di una aver raggiunto la domanda per permanenza. Giusva. Sì. Si inserisce Ciao. Stella, ancora no. Non avevo finito il concetto. Vabbè, parola a Stella, alle donne, vai. Allora, guarda, Franco, vale per tutte le volte che mi interrompi tu. Vai. Allora, Giusva, la Regina è a pochi punti dai playoff. Secondo te, in queste ultime 6 gare di campionato, li potrebbe raggiungere? Certo che li potrebbe raggiungere. Se la Regina vince le partite li raggiunge, se la Regina le perde non le raggiunge. È evidente questo. Certo, è in automatico. Risposta proprio semplice, insomma. Dai. Detto questo, il calendario adesso presenta squadre all'altezza dell'obiettivo. Resta da vedere quanta voglia avrà la squadra di cominciare un altro campionato adesso. Tutto qua. Questo è importante. Anche sì, perché Si parla è stato sempre un di campionato molto motivazione, travagliato. Giusto, A fine campionato, sì. verso la fine del campionato, si parla di motivazione. Lo so, è stato un campionato molto travagliato. Riprendere per il rotto della cuffia l'accesso ai playoff e magari superare 1 o 2 turni potrebbe essere una cosa importante. Di certo non c'è solo la Regina, attenzione, perché tra la Regina e il posto dei playoff, l'ultimo, al di là dei 4-5 punti che ballano, ci sono altre 5-6 squadre in mezzo.
È complicato, però la Regina ha le carte in regola per provarci. Tenete presente che la squadra di Baroni è seconda in classifica, seconda o terza in classifica nel computo Io ho visto parziale. per esempio anche Salernitana Frosinone, anche il Frosinone, voglio dire, lì era partito con altre ambizioni, poi ha cambiato allenatore, ora c'è Fabio Grosso insieme al nostro amico Stefano Morrone, però insomma, la Salernitana ha vinto la partita, è una squadra che non regala tanto molto allo spettacolo, è una squadra molto concreta, alla fine ha portato a casa 3 punti importanti, voglio dire, quindi la Regina secondo me ha le carte in regola per potersi rigiocare. Guarda, io credo che molto balli dalla prossima partita. Regina Vicenza mi pare che ci Regina sia. Vicenza, sì, perché il Vicenza sta facendo esattamente gli stessi discorsi della Regina, uguali, ha gli stessi punti della Regina. Una vittoria col Vicenza potrebbe veramente schiudere le porte a una volata impensabile fino a qualche settimana fa. Viceversa, un risultato negativo secondo me chiuderebbe il discorso. C'è Francesco Laluna di Cosenza Channel, nonché del Quotidiano della Calabria, che vuole farti una domanda. Vai Francesco. Giusva, buon pomeriggio. Eccomi, buon pomeriggio a te Francesco. Senti, io penso, credo una cosa e vorrei sapere se tu sia d'accordo. La svolta del campionato della Regina, più che l'esonero di Toscano e l'ingresso del nuovo tecnico di Baroni, è stato il 2-2 con cui ha pareggiato a Cosenza evitando una sconfitta? Perché secondo me lì si è giocata gran parte del campionato, benché sia stata pareggiata in rimonta la partita. Guarda, la verità è una, che al di là dei meriti di Baroni, la squadra è stata completamente rifatta. Cioè, quando un club ha la forza economica di dire, perché praticamente è come se l'avesse detto, scusate, in estate abbiamo sbagliato tutto, ma ne rifacciamo un'altra adesso, cambiamo l'allenatore, cambiamo lo staff tecnico, prendiamo 11 calciatori, capisci che le opportunità, le chance sono un po' più robuste di chi invece non ha questa possibilità. La vera svolta è stata avere anche la forza, per carità, di cambiare tutto l'organico, e poi da parte di Baroni, diciamolo, di fare delle scelte importanti, cioè quell'acquisto folle, inesperto, ingenuo, anche scarpato di Menez è stato bollato da Baroni stesso, che lo ha allontanato definitivamente dal campo. Posso fare un'ultima domanda prima di lasciarti? Taibi, il direttore sportivo, resterà, che tu sappia, a Reggio? Ma guarda, Taibi ha un altro anno di contratto. Ah, benissimo. Io sono del parere che, come in linea generale, se non ci sono eventi traumatici non vedo motivo per cui anticipare prima la conclusione dei contratti, e non mi pare che ce ne siano. Benissimo. Poi, per carità. Ok, grazie a Giusva Branca, Grazie buon pomeriggio. E a allora ricordiamo, domenica alle 15, Regina Lanerossi Vicenza. Grazie. Vai Stella. Sì, vado con i messaggi. O richiediamo alla regia i risultati della classifica? No, ma a questo punto è meglio il prossimo turno, tanto la classifica la conoscono a memoria ormai. Comunque, se le vogliamo mandare, mandiamole e leggiamole. Ok. Poi abbiamo anche le partite, gli Allora, highlights. vediamo ce se la facciamo, la regia ce li manda, altrimenti continuo con i messaggi. Buonasera, mi complimento con il giornalista La Luna, un vero competente. Ma come si difende ancora Occhiuzzi? 17 pareggi, non sono colpa sua che in tante partite passate in vantaggio arretrava la squadra? Vado a leggere... Sì, vai subito con i risultati e la classifica generale, Stella. Ok, vado subito a leggere. Ascoli Vicenza 2-1, Cittadella Regina 1-1, Cosenza Cremonese 0-1, Monza Pescara 1-1, Pisa Lecce 0-1, Pordenone Virtus Entella 3-0, Reggiana Brescia 2-2, Salernitana Frosinone 1-0, Spal Venezia 1-1. Andiamo a vedere la classifica generale della 32esima giornata di Serie B KT. Troviamo al comando Empoli con 59 punti, a seguire Lecce 58, Salernitana 54, Monza 52, Venezia 50, Spal 47, Cittadella 46, Chievo 45, Brescia 43, Vicenza Regina 41 punti, a seguire Pisa 40, Cremonese Frosinone 39, Pordenone 37, Cosenza 32, Ascoli Reggiana 31 punti, Pescara 27, chiude la classifica Virtus Entella
con 22 punti. Andiamo a vedere il prossimo turno. Abbiamo venerdì 9 aprile in campo troveremo Reggiana-Empoli, sabato 10 aprile Ascoli-Monza, Brescia-Pescara, Cremonese-Pordenone, Lecce-Spal, Virtus Entella Salernitana, Frosinone-Cittadella, mentre domenica 11 aprile vedremo in campo le gare di Reggina contro Vicenza, Venezia contro Cosenza, mentre lunedì 12 aprile Chievo-Pisa. Ringraziamo la regia. Ok, allora come dicevamo la Reggina giocherà domenica alle ore 15, mentre il Cosenza giocherà al Penso di Venezia sempre domenica alle ore 19. E allora Adriano, che vogliamo dire allora di questa partita, di questa situazione? Perché abbiamo visto un po' la classifica, i bassifondi, insomma, dove è relegato il Cosenza, mentre la Reggina si è tirata fuori con 41 punti. Dalla classifica si evince che può succedere di tutto. Ieri per esempio l'Ascoli ha vinto una partita importante per 2-1 contro il Lanerossi Vicenza. La stessa Reggiana, ecco qui la classifica generale, Reggiana che è arrivata a 31, appaiata all'Ascoli, perdeva l'ha detto Zizza in casa contro il Brescia per 2 volte, 1-0, 1-1, 2-1, poi 2-2, è riuscito a pareggiare al 96esimo, addirittura al 51,7 con Varone ex Cosenza, che appunto contro il Cosenza ha realizzato 2 reti sia al Marulla che in casa. Tra l'altro 4 gol di Varone, non so quale sia il quarto, ma 2 contro il Cosenza che sono costati al Cosenza bei punti, e in più quello di ieri che è costato al Cosenza la vittoria il pareggio della Reggiana, ed è un punto che pesa come un macigno, preso al 96esimo. Aggiungo e chiudo, il Cosenza deve sperare di arrivare a pari punti con l'Ascoli perché ha gli scontri diretti a vantaggio. Esatto. Se arriva con la Reggiana gioca il play-out da quart'ultima, perché con gli scontri diretti c'è questo discorso da fare. Quindi questo è un discorso molto importante, non arrivare insieme alla Reggiana, perché la Reggiana ha vinto a Cosenza 1-0 e poi lì al ritorno è terminata 1-1, mentre con l'Ascoli il Cosenza è in vantaggio. Ricordiamo vittoria nel girone di andata ad Ascoli per 3-0 e a Cosenza per 2-1 in rimonta, aveva segnato 40, poi hanno realizzato prima Tremolada sul rigore se non ricordo male, poi il gol di Benconè. Allora, come inquadriamo questa parte finale della classifica, Adriano? Sì, no, è chiaro che il prossimo turno è... Cioè molti pensano ai play-out, diciamolo francamente, molti amici chiedono appunto di ormai concentrarsi solo sui play-out, a meno che, come dice Occhiuzzi, il buon Occhiuzzi, che i conti si fanno alla fine e possa venire fuori un discorso come la stagione passata. Concentrarsi sui play-out comunque significa, secondo me, arrivare intorno almeno ai 40 punti. Almeno, perché se diamo per scontato che Reggiana e Ascoli non fanno più punti, allora d'accordo, ma... ci sono anche le altre. Non credo che sarà così. Il Cosenza si gioca una parte di salvezza. Aspetta, avevano timore, dice non facciamoci risucchiare dietro Entella e Pescara, perché poi ci sarà un Cosenza-Pescara tra qui a qualche settimana al San Vito. Cerchiamo di mantenere questa posizione, era quello che volevano dire i tifosi. Più che altro mantenere questo distacco dal Pescara, nel senso che avendola poi alla penultima giornata, perché si fanno anche calcoli di calendario a questo punto. Anche perché Grassadoni ha dimostrato che sta andando a giocare dappertutto. Sì, è una squadra che comunque sta battagliando con le unghie e con i denti, è sicuramente molto irritata. Quindi dicevi? Che dipenderà anche dalle motivazioni del Venezia. Adesso ovviamente dobbiamo partire 50 punti il Venezia in playoff. Da questa trasferta, sì, perché è stato detto in precedenza, bisogna capire che tipo di obiettivo può avere una società, se magari il Venezia è in un'ottima posizione di classifica, se ambisce a guadagnare qualche altro posto per giocarsi i play-off, perché credo che il Venezia sarà una di quelle squadre che disputerà il play-off, visto che ha un largo margine rispetto alla nona, che mi sembra che sia il Brescia. E al quinto posto con 50 punti, Adriano, al quinto posto con 50 punti il Venezia. Dovrebbe avere 7 punti insomma sulla nona, quindi il Brescia ne ha 43. Sì, diciamo che è una squadra che sicuramente dovrebbe disputare i play-off. Bisogna capire che ambizione ha, magari in questi casi. Se vuole superare il Monza che ne ha 52, per esempio, che il Monza non attraversa un buon periodo. Magari si trova una domenica, un po', poi in casa è stato detto precedentemente, non va benissimo, il Cosenza al contrario. Fuori casa dà sempre il filo da torcere, insomma, concentriamoci su questa trasferta che è molto importante. Francesco La Luna, vai, e poi diamo qualche altro messaggio.
Che dire? Ha detto tutto Adriano, io penso che posso direttamente No, visto che Allora ancora... Franco, scusami, Vai. ci sono tantissimi messaggi, ci scusiamo se non riusciamo a leggerli tutti in diretta, ma dovrebbe durare la trasmissione almeno 4 ore, quindi ci scusiamo a priori. Allora Franco, scusami, questo è per te. Volevo dire al signor Segreto, ma alla conferenza dopo la partita, Sì. quando Chiuzzi dice che il Cosenza ha giocato bene, perché voi giornalisti non gli dite che ci sta offendendo? Pensa che voi non capite di calcio, visto che questo no, stiamo perché- retrocedendo? Questo no, perché Roberto Chiuzzi è un ragazzo molto molto educato, diciamo che lo abbiamo cresciuto dai tempi del Rende, Adriano, no? Sì, Poi è stato con assolutamente. Mimmo Toscana. perché eccetera. non ci siamo. Io mi rifiuto, io personalmente mi rifiuto di partecipare alle conferenze via WhatsApp proprio perché non c'è il discorso praticamente della domanda e Non della c'è un risposta. contraddittorio. Non c'è il contraddittorio, non essendoci contraddittorio, siccome qualche collega ci è rimasto male, non cito il nome per motivi di opportunità, e qualche volta forse pure io, allora evito di fare delle domande dove non esiste praticamente il contraddittorio. Io dico, caro mister, non mi è piaciuto Tremolada, la risposta di Chiuzzi e Tremolada è stato il migliore in campo. Franco Segreto, 40 anni di Corriere dello Sport, Chiuzzi, 10 partite e mezzo campionato in Serie B, allora io mi metto da parte. Ah, Vai. benissimo, ok. Sono sicuro che anche questa volta per il rotto della cuffia ce la faremo. Ma Ce lo auguriamo tutti. nella sfortunata ipotesi ciò non si avversa. Il campionato l'avremo perso con l'Entella in casa, con la Reggiana e con il Pescara. A maggior ragione se con quest'ultima non dovessimo vincere la successiva partita in casa. Ma scusami, Prego, riguardo Francesco. a questo messaggio. Sì. Il campionato, la Serie B la si perde a settembre. La Serie B non si perde adesso. La Serie B si perde a settembre. Si perde nella separazione e nel divorzio in casa che si è creato fra il direttore sportivo e il presidente. Si perde nel decidere, e lo ribadisco ancora, perché gli errori non devono mai passare sotto silenzio, attenzione. Perché sennò poi ci dicono, diciamo che le cose come stanno, ma non volete il bene del Cosenza. Non le diciamo, ma non lo volete, vabbè, prendete una decisione. Il campionato e la Serie B si perdono quando si decide di non rinnovare un direttore sportivo che ha fatto una promozione e 2 salvezze, quando si decide di porre dei paletti su delle richieste di questo direttore sportivo che sono, e lo sappiamo tutti, lo scouting, l'innalzamento del budget e la rete di osservatori, e siamo a 2 cose che sono successe. Sì. Quando il budget diventa inferiore rispetto a quello dell'anno scorso o comunque uguale a quello dell'anno scorso, quando sull'onda di un entusiasmo dello scorso anno non riesci, per una serie di ragioni, a far valere le motivazioni dello scorso anno. Ci sta il rinnovo ad Occhiuzzi, anche per gratitudine, però arrivato a un certo punto, se le cose non vanno, si deve avere il coraggio di esonerare, con tutto il bene e il rispetto nei confronti del tecnico. Non è che manca di gratitudine. L'anno scorso Piero Braglia, al quale dovrebbe essere È stato massacrato Piero Braglia. dovrebbe essere costruita una statua in È stato centro massacrato, città. dobbiamo dire le cose. Piero Braglia è stato crocefisso in Sala Mensa per molto per dirla fantozianamente, per molto meno. Piero Braglia è stato accusato di essere diventato aziendalista, una serie di cose, quando in realtà durante le conferenze stampa, io non c'ero ma le ascoltavo e tu c'eri, Come no? lui quando poteva diceva: io in questa situazione non so cosa fare, non so come andare avanti, non so cosa devo fare, dateci una mano. Io penso che ci sia una disparità di trattamento e il campionato si è perso e la Serie B si perderà. Noi ci auguriamo, nessuno di noi si augura che il Cosenza scenda in Serie C. E metto Salutiamo 60 Ettore mani Granato che mi scrive pure che il Cosenza dell'anno scorso aveva una rossa secondo lui molto molto più forte. ma ci mancherebbe Concordo altro. con lui perfettamente. Riviera Asensio, ieri ben in casa in trasmissione tu te ne eri già andato, dicevo una cosa importante. L'anno scorso Asensio non era il tuo titolare, era Riviera il titolare, Asensio entrava e segnava. Sì. Quest'anno il tuo Asensio è in Bacogu, ha detto giustamente Fabio. Siamo scoppiati a ridere un po' tutti. Questa è ma la realtà, vero. Ma è vero. caro Adriano, Ed è- perché mi ed è scrivono questo poi che- dei problemi muscolari dei calciatori, della preparazione atletica, ma non andiamo poi a fondo Ma a è questo queste che cose. ti porta poi a perdere la Serie B, non è il fatto. Se il Pescara perde la Serie B, Sebastiani si farà il segno della croce e dirà: vabbè, noi ci abbiamo provato, perché penso che nessuno possa discutere il modus operandi del Pescara, che si avrà una marea di giocatori in prestito, ma prende sempre dei top player. Cioè il Pescara inizio anno prende Asensio. Se poi non ti gira, perché non ti gira, Lo dà alla spalla. capita, e lo dà alla spalla, ma capita che qualcosa possa non girare. Sì, ma sì. se tu ogni anno ti ostini ad arrivare a preparare il ritiro con 7 giocatori,
ad arrivare con un direttore in scadenza di contratto e siamo alla Diciamo che terza era volta programmata, ti faccio una provocazione, era programmata questa Ma retrocessione. non era programmata, per evidente a tutti che l'annata sarebbe stata storta. Era evidente a Però tutti. ti può andare bene, ti può andare male. Ma non Al ti può- momento e sta non ti può andando andare male. sempre Può bene. darsi che poi alla fine andrà bene. Stella Battaglia. Adriano, perdonami, parlare dei giocatori passati non ci farà salvare, dice questo E ha ragione da telespettatore. vendere. Certo. Parliamo del presente. Con questi ci dobbiamo salvare. Chiedo ad Adriano in studio, su quali calciatori punteresti e con che modulo? Ma la rosa è esigua, figliolo mio. La rosa è esigua e sono tutti datemi la telecamera. La rosa è esigua e sono tutti infortunati. Bacò che è infortunato, Gerbo è infortunato e l'ho detto prima 15-20 giorni. Mba lo recupereremo, mi auguro per Venezia. Petrucci ha finito il campionato. Ma signori miei, non abbiamo ricambi seri. Ma il povero Chiuzzi quando si volta dietro in panchina, ma su chi deve far leva? Allora, il signor D'Angelo col Pisa c'è Marconi e c'è Soddimo. Si volta Pecchia, ex vice di Benitez nel Real Madrid e nel Napoli, e chiama Ciofani e Bonaiuto. Noi, chiedo scusa, più di quello o Chiuzzi, chi deve chiamare? Chi deve chiamare dalla panchina? Hai capito? Come si chiama questo ragazzo che c'è? No, non E la verità è questa, purtroppo, è corta. La panchina è corta. Adriano? Sì, no, è una risposta assolutamente esauriente. la tua. Perciò dico, dobbiamo Adriano essere realisti. giustamente dice, quella è la rosa, non possiamo cambiare No, io nulla del modulo. credo l'unico consiglio Adesso che andiamo darei... a Venezia, no, andiamo a Venezia, è giusto così per sdrammatizzare un po'. Andiamo a Venezia, si gira il signor Zanetti, che piaceva anche, ricordo, al presidente Guaraci, e chiama Di Mariano e magari Forte lo fa entrare nel secondo tempo. Capisci, Adriano? Io credo l'unico consiglio che darei a qualsiasi allenatore o comunque Prego. che farei anche io è quello sicuramente di trovare un 11 nei quali ci sono dei giocatori di qualità e di assoluta affidabilità. Ma non ne hai? Quello che, sì, tra quelli che hai. Non ne ha perché Non ne sono hai, infortunati. no, dico tra quelli che hai, o qualcuno devi mettere. Cioè la mancanza quindi, di Petrucci, parliamoci che l'infortunio di Petrucci è è pesato, sicuramente una tegola. e peserà molto. È sicuramente una tegola. In questa fase, in realtà, facciamo sempre dei paragoni, però l'anno scorso il Cosenza ha avuto i giocatori nel miglior momento, forse Bravo. Roberto è stato bravissimo poi a valorizzare il materiale, no? E li avevi tutti Ma ieri in grande conferenza condizione. stampa il Chiuzzi ha detto Quest'anno la rosa un po'. purtroppo è corta, volendo cambiare ieri un centrocampista. Sì, la rosa purtroppo è corta. Non lo aveva un centrocampista, adesso se recuperiamo Ba per Venezia puoi far rifiatare Scusami, Sciaurone. Franco, però lo vedi poi. La rosa è corta, questa è la squadra che volevo. Come si bilanciano queste due lo dichiarazioni della stessa persona? Lo so. Poi dici che noi non attacchiamo, noi ci limitiamo a riportare i virgolettati. Se un allenatore dice la rosa è corta e 2 mesi prima ha detto questa era la squadra che volevo, vuol dire che... Abbiamo condiviso tutto col patron Guaraci e col direttore sportivo Trinchera, tutti gli acquisti. E allora perché dici che la rosa è corta? Vai. Dottor Segreto, abbiamo giocatori demotivati, non sudano la maglietta, le squadre si fanno in estate. Non la pensi anche tu come loro? Sicuramente. Ok, poi dice un altro, perché giustamente sennò poi dite che magari non leggiamo tutti i messaggi. Perché non invitate a questa trasmissione, quindi al replay, qualche volta l'addetto stampa del Cosenza e il presidente? Vuoi Ma rispondere l'ha detto tu, stampa del Franco? Cosenza l'abbiamo sopra, saremo ben Qualche lieti di volta- averlo a Gianluca Pasqua quando qualche lui lo volta vorrà. invitiamo anche il loro. Presidente lo abbiamo invitato più volte sperando che qualche occasione prima della fine del campionato venga a dire come sono andate le cose effettivamente. Ci sono delle risposte che vanno date. Bravo, delle risposte Non tanto a noi giornalisti quanto ai tifosi che ai ci tifosi, seguono. alla tifoseria, sperando che si concluda nel migliore dei modi il campionato. Certo, la cosa è triste è che la società da gennaio non fa nulla per cercare di uscire da questa situazione. Poi abbiamo Baez, devastante. Ha visto un'altra partita, si è mangiato solo il gol come spesso fa. La sostituzione di Liozzi non è concepibile e tenere Trotta per 90 minuti non l'ho capita. Buon pomeriggio, coraggio, perché fasciarci la testa prima di rompercela. Il problema è che la fortuna presto girerà verso di noi. Buon pomeriggio, sono Marcello da Cosenza, voglio fare un appello alla squadra di dare in queste ultime 7 partite il massimo e onorare questi colori gloriosi, il rosso e il blu. Ok, allora Stella, questa qui veramente hai letto il messaggio più importante Per perché chiudere- ha fatto un appello alla squadra, lo rifacciamo noi, lo stiamo rifacendo da più tempo.
tutti quanti a nome della tifoseria, degli addetti ai lavori, si aspettano, diciamo, da questi giocatori che vanno in campo naturalmente il meglio. Un po' come ha fatto la Regina, poi con l'arrivo di Baroni, che come ha spiegato Giusva Branca, insomma, si è rimesso in pista. Certo. Allora io ti cedo la parola, Sì. Per oggi è finito, ringrazio tutti, ringrazio Per te oggi Stella. è finito, ringraziamo a voi per le email e i messaggi di stima che ci inviate giornalmente. Per la trasmissione ringraziamo il coordinatore Franco Segreto e ringraziamo anche i nostri ospiti in studio per aver accettato il nostro invito, sia Adriano che Francesco, i nostri ospiti telefonici. Con Replay potete collegarvi questa sera su Teleeuropa Network alle ore 23 in replica e in live invece ci vediamo lunedì 12 aprile sempre qui. Grazie per averci seguito.